Sindaco pestato a Caerano, spunta su Instagram un video in cui uno dei nomadi denunciati si fa beffa dell'aggressione, video già in possesso dei carabinieri. Ma la famiglia si difende parlando di legittima difesa e starebbe pensando anche di denunciare il sindaco, a dirlo il presidente dell'Associazione Nazionale Rom, intanto primo giorno sotto sorveglianza del primo cittadino aggredito. I nomadi si trovano ora a Montebelluna, il sindaco Marzio Favero è deciso a farli sgomberare, serve un DASPO se vogliamo allontanarli definitivamente. Spruzzato spray al peperoncino, parapiglia il concerto del rapper Salmo a Lignano Sabbiadoro, come a Corinaldo, in azione una banda che voleva compiere furti, vittima della razzia un 21enne padovano. Ennesimo incidente stradale mortale accaduto stamattina a Borso del Grappa, a perdere la vita un motociclista 27enne di Romano Dezzelino. Dal Bellunese all'altopiano di Asiago, lupi ancora in azione e animali sbranati, la rabbia degli allevatori. Ferragosto a Padova, tornano i fuochi in Prato della Valle che quest'anno saranno dedicati anche ai 50 anni dello sbarco sulla Luna. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione veneta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dall'aggressione a Caerano San Marco subita dal sindaco Gianni Precoma. Spunta su Instagram un video in cui uno dei nomadi denunciati si fa beffa del pestaggio, video già in possesso dei carabinieri. Cosa ci dici durante il pestaggio di Caerano San Marco? A me hanno portato le carte e ho scritto tutto per andare in tribunale. E dopo? E dopo ho sentito questi che sono sottoscritti a me, avvocato Pivetta, io sono. Penso che andrà tutto bene per il rispetto che forse era troppo incasinato. Io dico questo, non ho nient'altro da dire. Prima la violenta aggressione, ora un video su Instagram in cui se la ridono della strage di Caerano, come la chiamano sul social. Protagonista Brandon Cari, che secondo la denuncia di Gianni Precoma, insieme al fratello Elvis, teneva fermo il sindaco mentre il padre Giuseppe lo riempiva di pugni. Ma malgrado le foto del volto tumefatto del sindaco, malgrado lo sdegno generale, le ferme condanne della politica, malgrado la denuncia, nessun pentimento, anzi lo scherno, la beffa, risposte senza senso. Ma pensa una cosa, e perché ha dovuto picchiare, malmenare e pestare il sindaco di Caerano San Marco? Perché? Per quale motivo? Spiegaci tutto. Penso per quelle robe lì, stupefacenti, alcol. Giuseppe Cari, 50 anni, e il figlio Brandon, di 23 anni, ed Elvis, di 26, sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri per lesioni personali aggravate, danneggiamento e minaccia aggravata. Dal video Brandon, il più giovane, non sembra pentito, anzi, si presta al gioco pur non dicendo nulla di che, ma dal profilo Instagram è chiaro come già nei giorni immediatamente successivi al fatto si commentasse divertiti clamore, reazioni, anche la presa di posizione del ministro dell'Interno. Anche Matteo Salvini, si legge in calce uno dei post, ce l'ha con te, epic fail, nickname usato dal 23enne sul social. Il video ora è in possesso dei carabinieri che indagano sull'episodio di sabato sera. Intanto il giovane, il fratello e il padre hanno lasciato Caerano spostandosi a Montebelluna. E sull'aggressione del sindaco Gianni Precoma interviene anche l'Associazione Nazionale Rom che chiede un incontro al primo cittadino. Sulla vicenda, spiega il presidente, ci sono due versioni discordanti e presto potrebbe spuntare anche un testimone. Intanto per Precoma questo è il primo giorno sotto scorta. Noi abbiamo due versioni. Quello che è successo fra il sindaco Gianni Precoma e il signor Giuseppe Caris lo sanno loro, perché erano presenti, però nei video che io vedo c'è Gianni Precoma che chiaramente è visibilmente colpito al naso, ha preso un cazzotto, Giuseppe Caris che si assume le proprie responsabilità perché dice, racconta che ha sbagliato, che ha tirato una caffettiera su questa macchina, però racconta anche di un'aggressione che lui ha subito. Sicuramente ha sbagliato a reagire in quel modo, però a un certo punto è anche una questione di legittima difesa. A parlare il presidente dell'Associazione Nazionale Rom Marcello Zuinisi, dopo aver sentito la versione dei tre nomadi che hanno aggredito e picchiato il sindaco Gianni Precoma. Non solo, ma addirittura loro stessi potrebbero presentare una denuncia. La famiglia Sinti sta valutando di sporgere denuncia, mi raccontavano che probabilmente c'è anche un testimone che passava da lì, però lo stanno cercando. Io dico questo, cioè io non ero lì presente ai fatti, ci sono due persone che raccontano due storie diverse di uno scontro che sicuramente è avvenuto,
perché questo scontro è avvenuto. Il presidente, che comunque in una nota dice: biasimiamo fortemente e in modo categorico l'aggressione al sindaco di Carano San Marco, ha invitato il primo cittadino ad un incontro anche con la presenza del ministro Salvini e del governatore Zaia. Intanto per il sindaco questo è il primo giorno sotto scorta, controllato dalle forze dell'ordine nel timore possano esserci ritorsioni o altri atti violenti. Ma lui sembra abbastanza tranquillo e ci ripete che non ha paura, ma attende che la legge faccia il suo corso. Sono molto tranquillo, non cambia niente, anche perché non vedo nessuno attorno che mi pressi o mi faccia qualche... io sono felice per loro se mi stanno controllando, tanto mi fa piacere che appunto se magari c'è qualche malintenzionato di quelli che mi hanno aggredito, che hanno intenzione di ritornare su di me, ma sono tranquillo, non ho problemi. Su una questione Precoma è chiaro e categorico: se dovessero tornare. Sono già in accordo con appunto coi comandanti dei Carabinieri sia di Treviso, che mi ha dato la sua disponibilità, e anche quello di Montebelluna, li chiamerò e andremo a fare lo sgombro assieme. Io non ho paura, ci andrò ancora assieme a loro a fare lo sgombro. Piuttosto di andare da solo come ho fatto sabato, visti i risultati, ci andrò assieme alle forze dell'ordine. Ci vorrebbe un DASPO per allontanarli dai nostri territori, è chiaro e categorico il sindaco di Montebelluna, Marzio Favero, il comune dove ora si sono fermati i nomadi che hanno aggredito Gianni Precoma. Sono anni e anni che questa famiglia si sposta da un comune ad un altro. Fino ad ora non c'erano mai state aggressioni così violente, commenta il sindaco di Montebelluna Marzio Favero, ma quanto è accaduto è davvero gravissimo. Fa rabbia perché io conosco Gianni Precoma, è un amico, anzi ne approfitto per esprimergli tutta la mia solidarietà personale. Non è un sindaco sceriffo, è una persona di buon senso e molto umile. Bisogna trovare delle soluzioni definitive, tuona il sindaco. Credo che questo gesto, che è stato veramente feroce e stupido, vada perseguito, ma le autorità che hanno titolo per farlo sono la magistratura, le forze dell'ordine e la prefettura, e io spero che questa volta ci sia un DASPO e quindi si prenda una misura per l'allontanamento definitivo dal nostro territorio di queste persone. Intanto la famiglia nomade che si trova nel territorio montebellunese presto dovrà spostarsi. Non è la prima volta, dice il sindaco, che dobbiamo fare intervenire i nostri vigili. Lo facciamo da decenni e quindi si procederà così, ma è chiaro che diventa il gioco dell'oca. Questi si spostano da un posto, poi vanno in un altro ancora. Servirebbe una legge a livello nazionale per risolvere una volta per tutte questa questione, soprattutto obbligando i figli di questo tipo di famiglie ad andare a scuola. La frequenza dell'obbligo scolastico è l'unica via di soluzione per avere una prossima generazione che sta dentro il consorzio civile e non fuori dallo stesso. E ora un altro caso, quello delle minacce di morte all'assessore regionale all'ambiente Bottacin, nel mirino per la lotta ai roghi dolosi dei rifiuti. I carabinieri hanno inviato la notizia di reato alla procura chiedendo accertamenti tecnici sulla busta, in particolare impronte e tracce biologiche, accertamenti affidati agli specialisti del RIS. Si procede per minaccia attualmente a carico di ignoti. Intanto il presidente Zaia conferma la linea della Giunta. Si figuri se noi ci fermiamo davanti a una lettera anonima, noi andiamo avanti come prima, siamo un po' stati tutti oggetto di queste angherie, anch'io in passato addirittura con le pallottole. Andiamo avanti e Bottacin ha tutta la nostra solidarietà, poi Bottacin è uno duro che va avanti per la sua strada, quindi non ci sono problemi. Il mantra è quello ripetuto già ieri dall'assessore Bottacin e non può essere altrimenti, andare avanti senza se e senza ma. Perché la lettera con minacce di morte colpisce in primis il titolare del settore ambiente, ma di riflesso anche tutta la giunta Zaia. In ballo c'è il tema della legalità e della lotta alle infiltrazioni mafiose, delle quali i roghi negli impianti di stoccaggio e smaltimento rifiuti sono inquietanti conferme. In questi 9 anni di amministrazione abbiamo dimostrato di tenere la barra dritta, di aver chiesto il rispetto delle regole e soprattutto voglio ricordare la grande collaborazione con le forze dell'ordine, dalle prefetture, la Guardia di Finanza, le questure, i carabinieri, il gruppo dei forestali, insomma l'autorità nazionale anticorruzione, insomma tutto quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Intanto le indagini dei carabinieri proseguono. Sotto la lente di ingrandimento la busta con all'interno il biglietto recapitati nella cassetta postale dell'abitazione trevigiana di Bottacin. Analisi su quelle 2 parole scritte, sei morto, e sulla possibile provenienza della missiva, in un clima diventato sempre più complicato per gli amministratori.
Da un lato si vuole perseguire la legalità, dall'altro magari c'è qualcuno che va a dire in giro che i politici sono tutti ladri, le mette assieme a sta roba e diventa sempre più difficile a governare. La Regione Veneto ha confermato la presenza di PFAS negli scarichi dell'impianto di trattamento di acque reflue e rifiuti liquidi speciali denominato SG31 gestito da Veritas a Marghera. Sostanze inquinanti, spiega la Regione, trovate perché in assenza di una legge nazionale che ponga limiti, nell'aprile scorso il Veneto ha fissato con decreto di imporre un monitoraggio sullo scarico di PFAS in questa piattaforma. La stessa cosa accade per gli altri impianti di trattamento di rifiuti liquidi presenti nella Regione. L'impianto SG31 di Porto Marghera è una piattaforma ambientale per il trattamento di acque reflue e rifiuti liquidi speciali pericolosi e non, ricondizionamento e deposito di rifiuti speciali, che scarica verso l'impianto PIF, piano integrato di Fusina, un depuratore che si trova a valle dell'SG31. Sono ore decisive per lo sviluppo della crisi di governo, una crisi che secondo il presidente della Regione Zaia sarebbe stata più difficile se fosse stata concessa per tempo l'autonomia. Se è vero che il governo non sarebbe caduto sull'autonomia, è altrettanto vero che se oggi avessimo l'autonomia sarebbe stato difficile giustificare la caduta del governo. Sembra quasi un bisticcio di parole, però dopo 660 giorni e più dal referendum e dopo 14 mesi di governo direi che non possiamo accettare, oltre al dibattito che c'è stato, che è stucchevole, accettare da parte del vice premier Di Maio che la soluzione dopo 14 mesi di discussione è fare una commissione di accademici napoletani che valutano la nostra proposta. Nelle ore convulse in cui si decide lo sviluppo di una crisi di governo che potrebbe avere epiloghi diversi, la mancata concessione di autonomia del Veneto da parte dell'esecutivo guidato da Giuseppe Conte rimane una ferita aperta nel contrastato rapporto tra Lega e Movimento 5 Stelle. Non posso accettare, me lo lasci dire, che si dica che l'autonomia non è stata fatta, lo dicono sempre i 5 Stelle, perché Zaia chiedeva troppe materie. E allora io dico, ma perché non l'avete data al Piemonte che ne chiedeva 12 e non 23 come noi, o alla Emilia Romagna che ne chiedeva 15 e non 23 come noi, e come la Lombardia? Però guardi, per tagliare la testa al toro c'è solo un sistema. I 5 Stelle in Consiglio regionale del Veneto hanno votato la nostra proposta di autonomia con le 23 materie. Adesso dicono che sono troppe, per cui non abbiamo avuto l'autonomia. Zaia è per elezioni subito e dice no all'ipotesi che in Parlamento si possa trovare un accordo per quelli che definisce governicchi. Alle polemiche di chi vede in Salvini al governo un pericoloso uomo forte risponde così. Nessuno di questi si preoccupava di quando Renzi aveva il 42% in Veneto e la Lega era il 3%. Adesso si sono capovolte le fasi, quindi la Lega ha il 40%, 38% a livello nazionale, ha quasi la maggioranza, se non anche di più a livello regionale, e adesso si preoccupano di chi prende tanti voti. Questa è la democrazia, se no dobbiamo fare una legge in Italia e dire che nessuno può superare una certa quota di consensi, ma questo vuol dire dedicare l'Italia all'ingovernabilità. La cronaca è un giovane di 21 anni di Padova, la vittima che ieri sera al concerto di Salmo a Lignano Sabbiadoro ha subito il furto di una catenina d'oro che portava al collo e che gli è stata strappata. Voltatosi per cercare il ladro, il giovane è stato raggiunto dallo spray al peperoncino spruzzato proprio dal rapinatore per assicurarsi la fuga. Il giovane presenterà denuncia alle forze dell'ordine della sua città di residenza. Nel frattempo proseguono le indagini già avviate dalla polizia di Udine. Nel pomeriggio a Lignano sarà riascoltato un testimone che ha fornito un identikit del probabile rapinatore per dettagliare ancora di più, se possibile, la sua descrizione. Al momento si cerca una persona di bassa statura, di carnagione scura e capelli corti neri. L'identikit verrà poi diramato alle altre forze dell'ordine e alle questure di altri capoluoghi. Ennesimo incidente stradale mortale accaduto questa mattina a Borso del Grappa, a perdere la vita un motociclista di soli 27 anni di Romano Dezzelino. Venivo dentro col camion e tutto un tratto ho sentito una gran botta e ho visto il patatrack. Tutto qua. Lei la moto non l'aveva proprio vista? Niente. Sì, non si è potuto fare niente. Era già morto, insomma.
È ancora scosso Simone Bellò, 44 anni, uno dei titolari dell'azienda di distribuzioni bevande di Via Molini a Borso del Grappa al confine con Mussolente. Era lui che stava rientrando in ditta al volante del camion contro cui poco prima delle 10 di oggi si è schiantato in sella alla sua moto Luca Bontorin, 27 anni, di Romano Dezzolino. Morto sul colpo dopo essere stato sbalzato sull'asfalto. Arrivava da Borso, diretto verso sud, non si capisce come non sia riuscito a schivare il camion. Una scena terribile davanti agli occhi dei sanitari del SUEM 118 di Crespano, sul posto assieme alla polizia locale, come si vede da queste immagini girate dal nostro telespettatore Paolo Minato. Bellò non riesce a capacitarsi della tragedia, l'ennesima giovane vita stroncata. Il centauro lavorava nell'impresa edile di famiglia, amava alla follia la sua motocicletta. La notizia della sua morte si è diffusa in un lampo e sui social sono piovuti messaggi di cordoglio dagli amici che lo conoscevano bene, mentre non è stato facile contattare i familiari che si trovavano in vacanza. Solo pochi anni fa Luca era stato coinvolto in un altro bruttissimo incidente stradale lungo la Cadorna, quando l'auto in cui viaggiava come passeggero era andata a sbattere contro le rocce. Allora Luca era stato diversi giorni in rianimazione ed era riuscito a uscirne. Non questa mattina, lungo una strada che gli stessi residenti definiscono maledetta e chiedono che la provincia intervenga per metterla in sicurezza. Questa strada è una strada che ha già fatto vari incidenti, più morti. Non c'è modo di capire perché non hanno mai messo un rallentamento, un qualcosa, un segnale comunque sia da controllare. La strada è dritta, invita a correre e vengono giù veramente in modo veloce. E poi succede quello che è successo oggi, che sa che con il cuore spezzato sicuramente per un altro ragazzo giovane. Speriamo che sia un qualcosa in più che serve per mettere un po' di freno a questa situazione. Che cosa bisogna fare? Però nessuno fa niente. Perché non è il primo che capita. Però succede sempre a chi che purtroppo non vorrei mai che succedesse. Ci fermiamo per qualche istante, tra pochissimo ancora altre notizie dal Veneto. Di nuovo in diretta, ben ritrovati, edizione veneta, regionale del telegiornale di Antenna 3. Andiamo nel Bellunese per un nuovo raid del lupo nel territorio del Nevegal. La notte scorsa uno o forse più lupi hanno dilaniato un'asina tenuta in un recinto nella zona dell'agriturismo in località Le Ronce. Si tratta dell'ennesima predazione nel giro di 20 giorni nella zona tra la Vena d'Oro e la Val Cicogna. Questa notte era mezzanotte e mezza, ho sentito ragliare l'asino maschio che ho e siccome era un raglio si sentiva che era infastidito, mi sono alzata e sono andata a vedere insieme a mio nipote che ha tirato qualche petardo per fortuna, perché lì ho sentito proprio che qualche animale è scappato. È accaduto di nuovo, stavolta a 100 metri dall'abitazione di Paola Del Farra. Siamo alle Ronce, a poca distanza dall'Alpe del Nevegal, in comune di Belluno. Qui da una ventina di giorni è scattata l'allerta perché il lupo si è rifatto vivo e deve sfamarsi. E ho trovato una delle asine, sì, abbiamo fatto il giro del recinto e ho trovato una delle asine che stava morendo, insomma era appena stata predata, ecco. E di là a 10 minuti è morta e così è rimasta, insomma gli altri due sono riusciti a tirarli in stalla. L'asina è morta e a nulla sono valsi i tentativi di salvare l'animale perché pur chiamato il veterinario non è arrivato. È una quindicina di giorni che sono tornati, già l'anno scorso era il 25 di aprile, mi hanno predato un'altra asina. E anche l'anno scorso avevano fatto il giro qua nei paraggi, insomma, e quest'anno adesso saranno 20 giorni che sono tornati nella zona e stanno colpendo ancora. Impossibile difendersi a meno che per difesa non si intenda tenere rigorosamente gli animali in stalla. Abbiamo visto che diversi non fanno paura né le scosse perché saltano più alti e se no sarebbe a fare i recinti quelli alti proprio, quelli da 3-4 metri, non lo so neanche io, però lì diventa un prezzo da paura e oltretutto insomma difendersi io non so neanche io proprio come si può fare adesso. Paola ha deciso di prendere gli asini per tenere ordinato il suo terreno. Fortunatamente per la sua asina predata sarà possibile fare richiesta di risarcimento. Stai cercando di rimanere in un posto scomodo, stai cercando di tenere pulito, di sistemare e aiuti non ce ne sono perché non è che abbiamo un'azienda agricola o così, lo fai appunto perché ci tieni al territorio e questo invece è proprio una beffa.
Un problema che non riguarda solo il bellunese ma anche il vicentino. Ci sono stati ancora 2 bovini sbranati dai lupi sull'altopiano di Asiago. Nonostante l'intervento della regione, i malghesi sono delusi e arrabbiati. È la 6ª predazione che subiamo noi in 2 stagioni. Stagione 2018 5 predazioni, stagione 2019 questa è la prima, spero sia l'ultima, se no chi vuole i lupi, chi vuole continuare a prenderci per i fondelli in questa maniera venga qua lui, perché noi veramente questa è un'ipocrisia. C'è rabbia nelle parole di Matteo Dalla Palma, titolare dell'azienda agricola Sette Caliere al primo lotto Valmarone in comune di Enego. L'altra notte, lo ricorderete, il lupo ha spranato una delle sue manze e ieri sera sentite cosa è successo. Ieri sera sono stati qui i lupi da me in maglia, Valmarone, li abbiamo cacciati via, sono stati su nell'Isser dove c'è il forte. E anche pieno di turisti, adesso non so, hanno provato 2 manze, una l'hanno mangiata tutta. E una l'hanno dal cugino questo sull'Isser? Sì, dal mio cugino Marco, sì, Marco Dalla Palma. Anche lì un disastro, tutta questa notte sono andati via da qua, non è che se risolviamo noi li cacciamo via, mi salvo io, ma l'altro li prendono gli altri, capito? Avete sentito bene, il malghese è riuscito ad allontanare i lupi dalla sua terra e questi si sono avventati sul forte Lisser sbranando altri 2 capi e nonostante gli ultimi interventi della regione loro si sentono completamente abbandonati. Se non si prendono provvedimenti non so neanche più cosa dire. Noi dobbiamo salvaguardare le nostre malghe, dobbiamo difenderci da questi predatori e dobbiamo riuscire anche a capire cosa hanno intenzione di fare, perché sennò è inutile. Voi come pensate di muovervi adesso, come malghesi, come allevatori? Beh, ma io ho quasi 180 capi nella malga, tra quella comunale e quella privata. Io devo salvare i miei animali, portarli a casa per fine settembre. Dopo vedremo, intanto adesso ci organizzeremo a fare i turni notti, le veglie. Stiamo vivendo male, questa delusione degli allevatori che ti mandano quelle manze in alpeggio in estate per migliorare anche la qualità dell'animale, per il benessere animale, per pulire i nostri pascoli, tutto un insieme di cose, stanno tutti in malore. Sì, la montagna sta perdendo tantissimo. La montagna sta perdendo tantissimo, io ho 31 anni. Sono giovane, ho una moglie giovane che è la mia stessa età, abbiamo una bambina di 1 anno e mezzo, la mia bambina viene grande e quando dà il latte d'inverno alle sue vitelline nella stalla, poi se le deve sbranare in estate nella malga, dove dovrebbe essere il periodo più bello, che lascia ricordo nella vita da quando si è piccoli, diventi grandi. Invece qui in Italia abbiamo tutto il contrario di quello che è la regola della vita. Ora cambiamo tema, parliamo del destino di molte stazioni chiuse e abbandonate, là dove la stazione significava la dignità di un territorio e ora, come a Ponte di Brenta, nel Padovano, si è sostituito il degrado. In una stazione si entra regolarmente dal cancello, che è aperto, si va sulla banchina ad aspettare i treni, eccoli qua, e si va a vedere che qui c'è il quadro che ormai invece purtroppo è un reperto di archeologia, il quadro controllo della stazione. Perché? Perché questa è l'ex stazione, se ci giriamo lo vediamo, c'è il ponte sul Brenta, quindi è Ponte di Brenta, una stazione che avrebbe ancora una sua dignità, ma una stazione che è lasciata, come potete vedere, all'assoluto degrado. I galloni di stazione glieli avevano già strappati nel 2006, quando la povera stazione padovana di Ponte di Brenta fu degradata, senza colpe particolari, a quella che nell'orrido gergo ferroviario viene denominata come fermata impresenziata. Insomma, non c'era nessuno e ti dovevi arrangiare. Poi nel 2015 la chiusura definitiva a favore di Busa di Vigonza, che, intendiamoci, non è la Grand Central Station della Riviera del Brenta, anzi. Ora, là dove c'era un parcheggio, ecco l'erba, forse unico caso di ritorno alla natura di tutto il Veneto, ma al di là della battuta l'intera zona si è trasformata in anni di degrado, in un luogo di spaccio, di malaffare, di abbandono tra discariche abusive e paradigma di periferia abbandonata.
ogni stazione che si rispettasse aveva il suo telefono a gettoni, ma che gettone mettono i cittadini per chiamare le istituzioni e poter chiedere appunto qualcosa per questa stazione? Dovrebbe essere un'identità storica del territorio. Siamo a ridosso del fiume Brenta, per cui dovrebbe essere ricavato uno spazio museale che racconti la storia delle ferrovie, delle piccole stazioncine del territorio e poi del Brenta. Quindi questo degrado che noi stiamo assistendo da alcuni anni fa veramente male al cuore, perché è inaudito che si riduca uno stabile storico in questo modo qui. Allora chiediamo alle istituzioni preposte, non solamente alle ferrovie dello Stato, ma appunto sia all'amministrazione comunale che alla provincia e alla regione, che si mettano una mano nel cuore e si riesca a trovare una soluzione per dare dignità ad uno stabile che può raccontare una storia. Quindi un piccolo museo che possa servire, diciamo così, proprio da ricordo della memoria del territorio. I treni sfrecciano sempre a Ponte di Brenta, dove l'antica dignità di una stazione resta a testimoniare, archeologia del presente, l'incapacità di evitare che un edificio pubblico si trasformi in un monumento all'abbandono. Ora parliamo dei tradizionali fuochi d'artificio di Ferragosto a Prato della Valle, che quest'anno celebreranno anche i 50 anni dell'allunaggio. Sono attese come al solito nello splendido e suggestivo contesto di Prato della Valle migliaia di persone. Naturalmente un appuntamento che impegna amministrazioni comunali e forze dell'ordine nel proporre uno spettacolo sia godibile ma anche sicuro. Ci saranno anche quest'anno misure di sicurezza importanti per ridurre appunto al minimo i rischi, ma naturalmente l'auspicio per questo Ferragosto è che sia uno spettacolo bello e godibile per tutti e, come detto, pensando anche alla luna che contiamo splenda nel cielo, visto che sono previste delle belle serate per i prossimi giorni. E con questo approfitto proprio per lasciarvi alle previsioni del tempo per domani. Una buona serata a tutti, arrivederci. Bentrovati al meteo. Volge al termine l'ondata di calore di questi giorni, arriva l'anticiclone delle Azzorre con un clima decisamente più normale. Vediamo il dettaglio di mercoledì 14 agosto. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento dappertutto, il cielo sarà sereno e sgombro da nubi ovunque. Al pomeriggio tuttavia non si escludono dei veloci acquazzoni sui rilievi che localmente potranno scendere fin verso le pianure. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 15 e 20 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 26 e i 29 gradi, dunque più gradevoli. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole ovunque anche sulla nostra regione con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, qualche addensamento sui rilievi ma generalmente innocuo. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime oscillanti invece tra i 26 e i 28 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ovunque, tuttavia non si escludono dei rovesci a carattere sparso a partire dal pomeriggio ma in rapida cessazione. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, massime tra 30 e 31 gradi circa. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento meteo. Arrivederci.